No, allora adesso inizia a essere proprio caldino fastidio e difatti questo era il mio obiettivo, portarvi qua col caldo fastidio, in modo che adesso tagliamo per di là e andiamo nel torrente a sbagnazzarci i piedi. Sì, le puntine del mondo, congestione gratuita. Marco ha detto che vuole provare a buttarsi nel torrente, adesso vediamo se è vero. No, adesso ti inquadra, così ti impara. Allora no, dopo guardiamo, facciamo la recensione qua, cioè recensione, ci racconta un attimo Fabio del camper che ha appena preso. Perché ti dico come interni è proprio bello. Ah, mansardato, pensavo fosse semi integrale. Sì, il frigo bello, c'è i colori, no? Il frigo pescingane, guarda, il frigo grande, sì, sarà qua che dopo sì, le birre ovviamente, così qua i raduni, esatto, non si bagna mai, si beve birra e basta. Guarda, 4 fuochi, che può essere relativo, uno dice serve o non serve, però intanto ci sono. Fornelletto, vabbè dai, lo guardiamo dopo, dai, via. Perché adesso andiamo a raffrescarci al torrent. CP, stai facendo la brava? Sta all'occhio. Allora, adesso il sole sta andando un po' via, però non dimentichiamoci la promessa di Marco che va a fare il bagno, quindi ricordatela sempre. La metterò anche nei sottotitoli. Il momento si avvicina. Sì, sarà anche salutare, ma tutto tipo perso la gamba, adesso riproviamo di nuovo. Il CP non ha problemi, il CP va senza catene, vero cane? Hai preso il mini bacchetto, che ci voleva un bacchetto serio. Ezio! Qua mi sembra, dopo là non so se... Oh, che si butta! Oh, vediamo! Oh! Dai, no! Che robe! Che robe! Però tu che fare il gattino? Mamma mia! No? Beh, oddio, io sui piedi la sento, infatti adesso esco subito. Occhio! Aspetta che riprendo da fuori. Adesso no. Aia, ma che aia, fa male, quanto è fredda. Aia, via. Cosa? Senti che roba, cioè ti tira tipo i muscoli. Attacca un altro. E Marco, eccolo là. Porco sì! Niente, l'hanno fatto sul serio, non scherzavano. Ragazzi, è da provare sta roba, nel senso che, ti ripeto, non è fredda, è ghiacciata, è diverso. Guarda, è nutrie qua che... Figata! Sì. Le gambe... Sì, o controcorrente, ma controcorrente nel senso proprio letterale, cioè che c'è la corrente contro, no? L'esperienza di Marco ce l'ha fatta, però dai, no, quello che... Mi ha pagato per farla, no, non è quello, ma dietro alle quinte cosa hai detto? Che stavi perdendo le gambe. È ghiacciata, ragazzi. Adesso lasciati andare, molla, lasciati andare. Cioè vedi, un trentino ci sta rinunciando, quindi se rinuncia un trentino vuol dire che è fredda. Mentre non so quante graspe che si è fatta il coso, ma porca miseria. Vado a farmi lo shampoo che rinuncia una volta. Infatti mi pareva. Ovviamente Ezio ha usato uno shampoo particolare, che adesso non mi ricordo cos'era, non è uno shampoo normale, quindi vai tranquillo che non c'è da bestemmiare dietro alle puntine del mondo. E guarda che giornata che sta venendo su, c'è questo sole che va e viene, fantastico, quindi queste piccole tregue. Guarda che altro c'è ancora che devono dare. Si è dimenticato che ha i sensori di temperatura corporei. Dove va avanti, tranquillo. Ah, che bella sirenetta! Mario! Questa è una foto, ma sì, dai che femo esatto, è foto da calendario. Calendario Pirelli 2019-2020. Allestimento spiaggia Roma. Il pallaio, no, adesso basta fare la figa. Devo scaldarmi le gambe. Hypnotized, but I'm talking about the feeling of deep, deep knowing.
Il CP che si è appropriato dell'asciugamano di Marco, cioè quando è andato là dietro e gli ha detto ciao è mio. Bellezza al bagno. Porti un bambino di 15. Cane anziano, vai. Perché 12 anni vuol dire cosa? 65 anni più o meno. Non lo so. 7 anni dei nostri contro uno dei suoi, dicono, però. I nostri 7 dei suoi. Esatto. E buongiorno Italia, allora adesso dopo aver fatto la recensione come si doveva del generatore, adesso facciamo la comparazione del generatore. Allora, come puoi vedere alle mie spalle ne abbiamo tre. Abbiamo il Foxcott 2200i, che è quello che hai già visto nella recensione, che è un 2,2 kW, 1,8 in modalità basso consumo. Poi abbiamo un Kawasaki da 900 watt. Infine un Pramac PowerMate da 1000 watt. Adesso li sentiremo per quanto riguarda il rumore in accensione uno dopo l'altro. Probabilmente adesso sono tutti e tre freddi, quindi tutti e tre li accenderemo con l'aria. Iniziamo col Foxcott. Aria già tirata. Un pochino che adesso si scalda, poi tolgo l'aria. Eccolo là. Questa è la rumorosità del Foxcott. Siamo dalla lente, dal microfono della fotocamera ai tre generatori, più o meno 1, 2, 3, 4 metri scarsi però, 4 metri scarsi. Io adesso spegnerei il Foxcott, ricordatelo, casomai ritorna indietro per ascoltare il volume, e passiamo al PowerMate. Ad orecchio mi sembrano simili, ad orecchio. Qua è più sensoso. Ne par compagni? No? Proviamo infine il Kawasaki e poi lascio a te insomma le conclusioni. 30 anni di Kawasaki. Aspetta che gai sono preparativi. Sì. Sì, beh, è un 800, diciamo che stiamo parlando di un 1000 watt che è il PowerMate, un 2002 che è il Foxcott e un 800 che è il Kawasaki. In ogni caso comunque il Kawasaki è il più silenzioso, 8, 16, 24 è quasi il triplo in meno di potenza, insomma, però. Vedi, come ogni campo ROM che si rispetta c'è sempre il fuoco acceso, quasi H24. Qua abbiamo Renato, vedi che ci fa da fogher, no? Cioè da gestore del fuoco, da fuochista, esatto. Con rispetto per tutti, ma adesso vediamo il mio camper preferito, perché di sera, casomai vabbè, facciamo un video anche stasera, devi vederlo, è spettacolare. Gli ha messo delle luci, ma messi in un modo che quando è arrivato tutti abbiamo detto cazzo, è un tir, un morello, porca miseria. E invece no, c'era lui